È ormai da un mese che gli investigatori cercano di capire cosa sia accaduto esattamente a Borgo Veneto, dove Silvano Vigato è stato trovato morto nella sua abitazione, ferito da un colpo sparato dalla sua pistola e con la compagna al suo fianco, in lotta per giorni tra la vita e la morte. Il Gazzettino riporta di un interrogatorio che i carabinieri, che stanno indagando, hanno cercato di affrontare con la donna, ma senza successo. Troppi sarebbero i suoi voti di memoria e per questo la dinamica rimane incerta e con molti punti interrogativi. La donna sta seguendo un percorso di riabilitazione, ma probabilmente è ancora troppo presto per lei per rivivere quei momenti e descriverli agli investigatori. Una delle ipotesi emerse nelle indagini è quella che Vigato abbia provato ad uccidere la donna e, credendola morta, si sia tolto la vita sparandosi. Un giallo che sembra però lontano dalla soluzione, almeno fino a quando non si potrà ripartire dalla versione della 55enne, le cui condizioni sono comunque in via di miglioramento.